Siamo con Sonia, ci parlerà della piattaforma Lita, una piattaforma che si occupa di raccogliere finanziamenti per progetti sociali e ambientali, quindi progetti sempre nell'ambito della sostenibilità. Sonia, benvenuta. Grazie. Ci fai un esempio dei progetti che finanziate per capire realmente cosa siete in grado di fare attraverso il crowdfunding? Certamente, con l'equity crowdfunding in Italia l'ITA aiuta, supporta le campagne di raccolta fondi di tutte quelle imprese che rispettano alcuni criteri di sostenibilità, criteri misurabili. Un esempio può essere Homes for All, che nel 2020 ha raccolto 400.000 euro e il progetto, la startup innovativa e società benefit, raccoglie fondi per poi acquisire appartamenti, immobili che mette a nuovo e poi dà a delle famiglie che escono da percorsi di povertà. Quindi, secondo i criteri di Lita, questo progetto contribuisce ad alcuni degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, combattendo, contrastando la povertà e favorendo la rigenerazione urbana, oltre che accompagnando queste persone, queste famiglie con dei percorsi anche di empowerment, di crescita professionale e personale. Quante sono le famiglie che avete aiutato con quel progetto? In questo momento sono entrate 3 famiglie a maggio con i fondi raccolti nel 2020 e il progetto si pone come obiettivo in 3 anni di far entrare 80 famiglie in casa, l'equivalente di circa 390 persone. Quante persone hanno donato attraverso Lita, la piattaforma? Lita l'anno scorso ha raccolto per Homes for All circa una quarantina di investitori che hanno deciso di contribuire a questo progetto ad alto impatto sociale. Investitori che possono essere persone fisiche e aziende. Persone fisiche e persone giuridiche, giustissimo, che possono contribuire a partire da 100 euro fino poi a un massimo elevato. Noi permettiamo a chiunque di investire nei progetti in cui credono. Questo è un modo anche per realizzare dei progetti che il territorio realmente vuole portare avanti. Assolutamente, infatti Homes for All per esempio nasce come progetto volto a sostenere la lotta agli sfratti nella città di Torino, ma si sta sviluppando in tanti altri territori, chiamando a raccolta i servizi sociali, le associazioni del territorio, i piccoli investitori e i grandi investitori, soprattutto i grandi professionisti e le imprese dei territori coinvolti, andando adesso a Genova, in Lombardia, e quindi coinvolgendo davvero le comunità. Possiamo dire anche che la bellezza di questo strumento è che chi finanzia questi progetti li vede realizzati, quindi anche in tempi molto veloci si riesce a vedere realmente cosa si è contribuito a realizzare. È il bello dell'investire in queste piccole società con grandi potenzialità. Si possono vedere delle start-up svilupparsi, crescere e avere un vero impatto sull'economia e sulla società. Grazie. Grazie a voi.